Ciao tifosi partenopei, il Napoli batte l'Udinese, parliamo della partita e molto altro, tutto quello che è successo nella partita e nel dopo partita, guardate cosa hanno detto i giocatori e l'allenatore Antonio Conte nel dopo partita. Avete controllato se siete iscritti al nostro canale, qui vi aggiorniamo quotidianamente sulle novità e tutto quello che succede in casa Napoli, aiutateci a raggiungere l'obiettivo dei 10.000 iscritti. Grazie tifosi azzurri. 3 gol tutti insieme, dopo 3 nelle ultime 5. Il Napoli riparte con orgoglio e qualità, costruendo tanto, andando sotto per un rigore nel primo tempo e trovando la forza di ribaltarla nella ripresa, trascinato da un super Neres. La risposta all'Atalanta stavolta è convincente, di quelle che possono segnare lo spartiacque di una stagione. In un colpo solo, Conte ritrova Lukaku, autore del pari, gol, 3 punti e un nuovo protagonista. Sì, David Neres da tempo aspettava il suo momento e chissà che non possa adesso pensare di partire titolare anche quando tornerà Kvara. Intanto Napoli si gode una serata di festa, mantiene intatto il distacco dal primo posto e domani si accomoderà davanti alla TV sperando di guadagnare qualche punto sulle rivali Champions. L'Udinese ha fatto troppo poco, anche dopo il vantaggio arrivato in maniera quasi casuale. Troppo Napoli stavolta, anche per la fisicità friulana. Neres ha fatto in tutto il vice Kvara, lì largo a sinistra, a disegnare magie. E il brasiliano è sembrato da subito ispirato, ma poco cattivo sotto porta. Al 10 minuti bella combinazione a destra del Napoli e dopo una serie di triangoli Anguissa-Politano di Lorenzo, il capitano pesca Neres solo sul secondo palo, che al volo manda al lato. L'Udinese risponde con una incursione di Ekkelenkamp all'11 minuti e poi con Thauvin al 13 minuti, che da buona posizione preferisce il tiro al passaggio per Lucca, sparando alto. Poi è ancora Neres in percussione solitaria a spaventare Sava in diagonale. Palla al lato. Al 21 minuti l'episodio che rompe l'equilibrio. Tiro cross di Zemura, Lobotka tocca col braccio e Doveri assegna il rigore. Dal dischetto va Thauvin, Meret respinge ma non allontana e il francese deposita poi in rete. Il Napoli prova a scuotersi e a spingere sempre con Neres, ma Sava sembra insuperabile. Prima di istinto smanaccia dopo una deviazione del compagno Christensen, poi al 33 minuti salva in tuffo su conclusione in mischia di Anguissa. Il Napoli produce ma non sfonda, l'Udinese va al riposo avanti. Ciclone azzurro. E alla ripresa del gioco arriva presto la scintilla che rianima il Napoli. McTominay pesca bene in verticale Lukaku, con la difesa udinese inspiegabilmente aperta. E il belga di potenza e precisione infila Sava per 1-1. L'Udinese accusa il colpo, arretra il baricentro e fatica a ripartire. Il Napoli invece continua a spingere a sinistra, dove l'indemoniato Neres sfonda a piacimento, tanto che Runjajk richiama Eizibue in panchina, frastornato dal brasiliano. Che ne ha per tutti, anche per Zemura, spedito a destra dopo l'ingresso di Camara. E al 31 minuti Neres raccoglie i frutti di una partita top. Altra discesa libera con doppio dribbling e tiro murato dalla difesa. Ma sulla palla vagante c'è ancora il 7 azzurro che calcia male ma trova Giannetti a spedire nella propria porta. È apoteosi azzurra, Conte esulta, il Napoli sembra uscire da un incubo, che diventa favola 5 minuti dopo. Simeone appena entrato apre un'autostrada per Anguissa, che si infila di prepotenza e di sinistro fa partire la festa azzurra. Il settore ospiti tira fuori il vecchio coro «Napoli torna campione». Un progetto più che un sogno, una speranza che stasera, anche da secondo, sembra più credibile. Perché certe vittorie danno un'energia diversa. Questa del Friuli è un avviso al campionato. Il Napoli ci sarà. Fino alla fine. Le pagelle del Napoli, condividi la tua opinione con noi alla fine. Alex Meret. 7. Bravo a intuire la direzione del rigore. Non può nulla sulla successiva respinta. Giovanni Di Lorenzo. 6,5. Il Napoli ci prova più a sinistra con Neres che dal suo lato con Politano. Quando vanno a destra, però,
Di Lorenzo conferma di essere una costante del Napoli in questa stagione. Amir Er-Rahmani. 6. Fa il suo al centro della difesa, contenendo bene un cliente dalla grande fisicità come Lucca. Alessandro Buongiorno. 5,5. Qualche sbavatura di troppo rispetto ai soliti standard. Su tutte una palla persa che Thauvin calcia malissimo in 3 contro 2. Si sono viste sue giornate più precise, al di là del risultato finale. Matias Olivera. 6. Ci prova con qualche galoppata, dando una mano a Neres. La sua partita però non brilla clamorosamente, così come non è condizionata da errori. Frank Zambo Anguissa. 7. Uno dei migliori del Napoli, anche in un primo tempo complicato dal punto di vista del punteggio. Sfiora il gol nei primi 45, aggiunge la solita intensità in mezzo al campo e conclude con il sigillo che regala ai suoi l'ufficialità dei 3 punti. Stanislav Lobotka. 6,5. Paga la tassa, braccio leggermente largo, che gli centra in pieno il buon Zemura. Al di là di questo, comunque, una partita sicuramente positiva in mezzo al campo. Scott McTominay. 6,5. Lo scozzese fatica a lungo per trovare il varco tra le maglie strette della difesa dell'Udinese, soprattutto nel primo tempo. Poi però manda in porta Lukaku con un pallone delizioso che di fatto cambia la partita. Matteo Politano. 6. Dal punto di vista offensivo combina poco, ma la partita è davvero molto generosa. Fino alla fine, infatti, si rivede in ogni ripiegamento dietro che Conte gli chiede. Romelu Lukaku. 7. A lungo è una partita complicatissima, con la difesa dell'Udinese che gli prende le misure e non gli dà spazio. Ha però il grande merito di lanciarsi nel varco giusto e rimettere sui binari un Napoli che rischiava di sbandare ancora. Fisicità strabordante su cui Giannetti fa una figuraccia. All'80 minuto Giovanni Simeone, 6,5. Entra e mette lì l'assist per Anguissa che mette in ghiaccio la gara. David Neres. 7. Si mangia una ghiotta occasione, la prima della gara, sullo 0-0, mettendo fuori da posizione comoda un pallone colpito di polpaccio. Poi però non si perde d'animo, restando a lungo l'unico faro nel Napoli anche in un primo tempo complicato dove è stato l'unico a provare a creare qualcosa. Il gol finale, fortunoso, è solo un premio alla dedizione. Al Antonio Conte. 6. È un Napoli che vince ma non convince del tutto. Nel primo tempo sbatte su un'Udinese ordinata. Nella ripresa attende a lungo prima di cambiare qualcosa ed è solo un guizzo anche un po' fortunoso di Neres che lo rimette in piedi. Insomma, resta la sensazione di una squadra che potrebbe giocare un po' meglio e fare qualcosa in più. Per il momento però vince. E finché vince, lo sappiamo, per Conte, tutte queste parole sono solo rumore. Napoli vittorioso contro l'Udinese, successo in rimonta da parte della squadra azzurra. Antonio Conte, tecnico dei Partenopei, ha parlato ai microfoni di DAZN. Dobbiamo farci confondere dal risultato, eravamo sotto 1-0 ma era casuale. Abbiamo condotto la partita anche nel primo tempo. Conte ha aggiunto: non è cambiato chissà cosa nel secondo tempo, la partita è stata condotta in maniera autoritaria, con personalità. Potevamo essere più bravi in certe occasioni, dobbiamo continuare su questa strada. La nostra squadra deve giocare questo tipo di calcio, cercando di essere dominanti con la palla e senza palla, facendo pressione. L'Udinese è un'ottima squadra e c'è stata una buona risposta della squadra. Neres. David si allena ormai da tantissimo tempo con noi. La maggior parte delle volte ieri è stato preferito Kvara e Politano, ma ero molto tranquillo. Sapevo di avere un giocatore forte che è cresciuto tanto negli ultimi 5 mesi anche a livello fisico. Può giocare sia a sinistra che a destra. In settimana alleniamo 22 calciatori per cercare, quando ci sono delle defezioni, di far sì che quando entrano sappiano lo spartito che devono suonare. Neres è un ragazzo serio, lavora tanto, ha qualità e ora ha più spazio per dimostrare visto che c'è l'infortunio di Kvara. A che punto siamo? Stiamo lavorando tanto coi ragazzi, abbiamo la fortuna di avere grande disponibilità dei calciatori, è importante, è iniziato un percorso da 5 mesi, possiamo cercare di accorciarlo con il lavoro, ma dobbiamo comunque fare questo percorso, non possiamo pensare di utilizzare scorciatoie incredibili.
Dobbiamo continuare ad andare avanti in maniera seria e realistica, non avendo paura di nessuno, e partite come oggi sapendo che se vogliamo le andiamo a prendere, se vogliamo le dobbiamo andare a prendere noi. Non ci regala niente nessuno e su questo stiamo lavorando. Ho la fortuna di avere ragazzi seri che mi danno grande disponibilità e questo mi rende sereno, ha concluso il mister. Ma non ha parlato solo Conte. Al termine della partita ha parlato anche David Neres, il protagonista della partita. Il giocatore brasiliano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Sono molto contento di aver aiutato la squadra. La cosa più importante è aver ottenuto i 3 punti, anche se nel primo tempo potevamo fare meglio. L'abbraccio con Conte quando sono uscito dal campo. Non credo possa essere una svolta questa partita, ma voglio farmi trovare pronto ogni volta che vengo chiamato in campo. Condividi con noi la tua opinione, tifosi azzurri. Grazie per l'attenzione e a presto con tutto quello che succede in casa Napoli. Forza Napoli sempre e tutto per lei.